Tutta la cittadinanza chiedeva il miracolo che venisse fatto a Tommaso e invece è stato Tommaso a farlo perché ha donato gli organi e li ha donati a 3 bambini. Il cuore e i reni del piccolo Tommaso Tiverone hanno salvato la vita di 3 bambini, i trapianti nella notte. Il suo cuore continua a battere. La sua anima è volata in cielo venerdì sera, accompagnata dalle preghiere instancabili di una famiglia e di un'intera comunità, che lo hanno seguito fino all'ultimo e fino all'ultimo hanno sperato. Ma le lesioni riportate sono risultate troppo gravi e nulla hanno valso i tentativi dei medici di salvarlo, operando per 2 volte il piccolo alla testa. Tommaso è spirato dopo 2 giorni di agonia e di speranze accanto a mamma Valentina e papà Gianni, una famiglia oggi distrutta dal dolore. Tanto, sia i nonni sia soprattutto i genitori e tutti i loro familiari naturalmente, come anche tutti noi cittadini, perché è una scomparsa veramente, insomma, che è stata inaspettata per una tragedia che non ci si aspetta mai che colpisca nessuno, ma neanche un bambino ingenuo come Tommaso. La magistratura indaga ora per omicidio colposo. Sono già state acquisite tutte le informazioni e ascoltata la ditta che ha fabbricato il cancello. La casa di via 4 novembre in cui la famiglia doveva andare a vivere a breve è ancora un cantiere. La cancellata in ferro imponente non era stata elettrificata, la sua chiusura era ancora manuale. Bisognerà capire perché quel cancello si è sganciato improvvisamente, travolgendo Tommaso, l'ultimo probabilmente ad uscire quella sera di casa insieme alla famiglia. Il negozio di parrucchiera della famiglia ha abbassato le serrande da ieri e mentre si attende il nulla osta per la sepoltura, anche la comunità di Dossona si prepara a dare l'ultimo saluto a Tommaso. I funerali potrebbero essere a metà della prossima settimana, giorno in cui potrebbe essere indetto anche lutto cittadino. Non nascondo la volontà di poter, insomma, avere questa giornata dedicata a Tommaso. Oggi le parole non servono più, è il momento del silenzio per la famiglia, cui oggi almeno è arrivato questo conforto, questo raggio di luce, perché il loro amato Tommaso vive in altri 3 bambini come lui.